La stagione balneare e la sicurezza, l'ULSS 3 Serenissima ha inaugurato i nuovi servizi a favore del bagnante. Davide Calimani. Comunicare attraverso un video con il pronto soccorso dell'ospedale, essendo però a pochi metri dalla spiaggia, è il teleconsulto, strumento di cui è dotato il nuovo ambulatorio medico a Sottomarina. Permette a chi è sul territorio di chiedere un parere all'ospedale, velocizzando così le procedure. L'infermiere, se ha necessità di contattare il medico per qualsiasi cosa, può entrare in teleconsulto e quindi discutere del caso con il medico e decidere se trattare il paziente in sede oppure avviarlo al pronto soccorso. Sulla spiaggia di Sottomarina tornano anche i quad per il primo intervento medico. Indubbiamente nel periodo estivo, quando le strade sono intasate, è il metodo più veloce per arrivare in riva al mare e per arrivare sopra la diga. Si riesce ad arrivare fino proprio alla punta in brevissimo tempo e quindi garantire un soccorso migliore. Quad e teleconsulto sono solo alcuni degli interventi voluti dall'azienda ULSS 3 Serenissima per potenziare il servizio sanitario sulla litorale clodiense. Qui la popolazione d'estate si moltiplica di ben 5 volte, da 60.000 a 300.000 abitanti, il tutto in un'area sostanzialmente piccola come quella di Chioggia e Sottomarina. Un angolo di Veneto sempre più meta di turisti italiani e stranieri. Aumentiamo quella che è la dotazione del personale infermieristico, operatori di assistenza, i medici, e aumentiamo la disponibilità di attrezzature. Avete visto per esempio il servizio di quad, il servizio della motomedica, cioè tutta una serie di attività che vogliono rendere appunto la spiaggia di Sottomarina il più sicura possibile dal punto di vista sanitario per le persone appunto che scelgono questa località per le loro vacanze.